È questo l'ovile a Gesturi davanti al quale è stato trovato cadavere questa mattina Matteo Murgia, pastore di 40 anni. L'uomo è stato freddato con una fucilata. Sul posto stanno operando i carabinieri della compagnia di Salluri e del nucleo investigativo del comando provinciale. È appena andata via la magistrata di turno Ginevra Ghirdetti e sta lavorando il medico legale Roberto De Montis. Il corpo del pastore è stato trovato dal fratello questa mattina intorno alle 8, che era venuto a cercarlo perché non l'aveva visto rientrare a casa. Il quarantenne era solito venire giornalmente a dare da mangiare alle bestie. Una volta trovato il corpo è scattato subito l'allarme. Adesso della compagnia di Salluri delle nucleo investigative lavorano per ricostruire l'ultime ore di vita del pastore e scavano sul suo passato. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine